momento va affrontato e va giocato al massimo, nonostante sulla carta le due squadre non siano allo stesso livello, ma per il momento la classifica parla chiaro, 6-6. Amici di Sportisili, ben trovati al Pala Don Bosco, scusate, al Paloretto di Palermo da Francesco Cammuca per la partita tra Villauria Monreale e Mistral Palermo, quinto turno del campionato di Serie B Girone H di Futsal. Partita che, come detto prima del suo svolgimento, ha visto entrambe le squadre avere lo stesso rendimento dopo i primi 160 minuti di stagione. 2 vittorie per parte, 6 punti per parte, con il Mistral che ha sempre vinto in casa e ha sempre perso fuori. Andamento invece ondivago per il Villauria Monreale, che ha vinto una volta e ha perso una volta sia in casa sia in trasferta, per tra l'altro quello che è un precedente benaugurante per la squadra affidata a Massimo Gallo, che nell'ultima sfida lontano da casa, lontano per così dire, ha avuto la meglio con un rotondo e meritato 0-4 contro il Cus Palermo al Palacus, in una partita che ha visto sugli scudi Bepi Abisso. Le squadre si stanno già schierando per iniziare la partita, un paio di minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Iniziamo a vedere già qualche volto abbastanza noto, con il quintetto del Mistral che vede Diliberto in porta. Poi a completare proprio il quintetto ci pensano Rizzo, Sposito, Napoli e Murò. Dall'altra parte in porta c'è Mistretta, quindi portiere under per entrambe le squadre, con Giannusa, Cassata, Padalamenti e Giangrande a completare il quintetto dall'altra parte. Tutto pronto per il primo giro al pallone, che verrà dato dalla squadra in tenuta blu con inserti bianchi. Arriva l'ok dal cronometrista e allora si parte, mettetevi comodi, inizia Mistral Palermo, Villauria Monreale col primo pallone giocato dalla squadra di Gallo con Carmelo Giannusa. Cassata, Badalamenti, ancora per Salvo Cassata, prima palla per Giangrande che prova ad andare, tocco per Cassata, giro palla da parte degli ospiti che hanno perso non in maniera totale ma comunque in buona parte la colorazione verde e nera dopo la fusione tra il Villauria e il Monreale Calcio a 5. Qui intanto non arriva il pallone alla destinazione Giannusa e allora si riparte dal fallo laterale. Con la palla che verrà rimessa in gioco da Rizzo. Napoli. E quindi prima azione, primo possesso anche per il Mistral, dopo una trentina di secondi di gestione della sfera da parte degli ospiti. Rizzo. Napoli per Sposito. Cerca di scavalcare, Rizzo non può controllarla dopo il tocco di testa. Allora Badalamenti. Giangrande la tocca per Cassata. Giannusa. Palla ancora per Salvo Cassata che scambia con il suo numero 11 per la palla arriva dall'altra parte. Badalamenti viene fermato sul più bello e allora Diliberto va subito a lanciare. Giangrande col tocco in spaccata. Giannusa prova ad accelerare, serve in avanti Cassata, chiuso bene da Benny Napoli, che potremmo definire un ex visto che ha giocato con la maglia del Monreale naturalmente prima della fusione. Stesso discorso per quanto riguarda Filippo Giangrande, numero 10 del Mistral Carini, l'anno scorso in Serie B, quest'anno numero 10 in Serie B ma del Villauria Monreale. Passati i primi 100 secondi di partita, per il momento nessun tiro verso le due porte difese da Francesco Diliberto e da Luigi Mistretta.
qui Giannusa passa su Rizzo, Giannusa allunga, intervento in 2 tempi da parte di Diliberto. Muro prova a stringere, alla palla sul destro, smanaccia Mistretta che è bravo in secondo tempo a bloccarla. Riprende a muovere il pallone il Villauria Monreale, Cassata per Giangrande, palla dentro, doppia deviazione, poi ancora Giangrande aggredito da Napoli. Mentre Napoli ha qualcosa da ridire. Può riprendere il gioco con un fallo laterale per il Villauria Monreale. Giannusa, è uscito Giangrande per ricevere. Giangrande prova a farla passare, non ce la fa, anche beccato dal pubblico di casa. Naturalmente c'è la fortissima componente di Casa Mistral che con cui non si è lasciato bene, ma il pallone continua a rotolare anche dopo queste situazioni. Muro tiene il pallone in campo, poi Esposito per Rizzo. Rizzo cerca di liberarsi, il tocco nello scambio con Napoli. Ancora Rizzo, ancora Napoli. Napoli prova a passare, la palla però esce dal terreno di gioco. Badalamenti, il tocco è per Cassata, attenzione qui alla pressione, la perde il Villauria e allora laterale con Muro che impegna subito Mistretta. Cassata la lascia a Badalamenti che torna a giocare a Palermo. Ricordo l'anno scorso trionfatore in questo stesso girone di Serie B con la maglia del Futsal Mazzara. Eccolo qua ancora Badalamenti. Giannusa fermato dall'intervento di Esposito. Esposito, scivolata vincente di Salvo Cassata. E qui un'altra brutta palla persa del Villauria che stava per costare caro, ma è arrivato col suo solito tempismo Salvo Cassata. Napoli, Rizzo fronteggia al limite dell'area del basket. Muro non si capisce con Bartolo Rizzo, rimessa Villauria. Giannusa, Cassata per Giangrande, ancora Cassata, questa volta smissa su Badalamenti, coinvolto nell'azione ancora Carmelo Giannusa. Badalamenti fronteggia contro Muro, bel duello questo. Giannusa verticalizza per Giangrande, non riesce a controllarla sull'attacco di Rizzo e allora rimessa laterale per il Mistral Palermo. 4 minuti e 35 sono trascorsi, scocca l'ora di Nino Cascino per i Nero-Oro. Napoli, palla per Muro, si è andato a sedere Esposito per far entrare Nino Cascino. Rizzo fronteggia Giangrande, poi prova a cambiare banda, va da Cascino per era troppo largo e non poteva arrivare. Giangrande prova ad andare, inseguito da Rizzo. Giangrande resiste, quella palla ancora a sua disposizione, l'entrata di Napoli fallosa e calcio di punizione.
rimane a terra Filippo Giangrande. E dunque punizione per il Villauria Monreale a 5 minuti e 6 secondi giocati. Sulla palla Giannusa che parte, deviazione, e poi sulla linea Napoli. Arriva dunque la prima vera occasione della partita, mentre è entrato Bevi Abisso. Giannusa prova ad andare sul fondo, mette dentro, aveva stretto tantissimo sul secondo palo Cassata. Muro, Rizzo subito fronteggiato proprio da Giannusa. Rizzo, poi la giocata con Muro che prova a passare, viene costretto fuori da Cassata. Qui intanto recupera palla Cascino, prova a passare, Cascino fronteggia Muro, esterno della rete, illusione del gol per il Mistral. Palla gialla, altra parte per Giannusa. Badalamenti, Cassata, Badalamenti, esce Abisso a prendersi il pallone, ostacolato da Rizzo che fa buona guardia con la carica anche dagli spalti del Palaureto, anche di Marco Di Maria, assente. Cascino punta Badalamenti, poi sterzata del cannoniere del Mistral, poi prova a passare Napoli, deviazione di Abisso, angolo. Intanto scocca l'ora di Roberto Dorio che prende il posto proprio di Napoli. Cascino, Muro, conclusione ribattuta, poi cerca di passare, Mistretta con l'uscita urlando di volere il pallone. Giannusa, la scarica indietro su Badalamenti che la tiene, va da Cassata. Abisso, spalla alla porta, è il suo gioco questo, ma è bravissimo Rizzo a portare via la palla, poi il fallo di Rizzo su Abisso. È giallo per Bevi Abisso. Primo fallo commesso anche dal Villauria, un fallo a testa dopo 7 minuti e 11 secondi. È pronto anche Alexandre Bassocobo. Cascino da Muro, qui Giannusa prova a passare, Dorio la manda in tribuna per
per fortuna non ha colpito nessuno. Intanto mister Cappello invita tutti a restare concentrati sulla partita. Muro prova a puntare Badalamenti, Muro sterzata, Muro la respinta di Mistretta, palla ancora buona, arriva Cassata a fermare tutto, è occasione per il Mistral qui, bravissimo Dorio a intervenire e allora ripartenza, Cascino, Dorio, Muro si attacca a difese schierate, Muro prova a cambiare fronte, interviene Badalamenti che cerca di ripartire, 3 contro 2, adesso rimonta Cascino, tira Badalamenti, palla stoppata. E intanto il primo arbitro che invita alla calma la panchina del Mistral. E intanto tra l'altro panchina del Mistral che ha cercato di tenere a bada il termometro della partita, tanta intensità anche emotiva, soprattutto dopo quel contatto tra Muro e Abisso, sicuramente involontario, ma con il primo arbitro che aveva lasciato correre, a mio parere sbagliando. Giannusa, tanto è entrato Alessandro Passocopo a completare le rotazioni al posto di Napoli, è pronto anche Marco Torcivia. Badalamenti, 1 contro 1 con Dorio, passa Badalamenti 2 volte, poi chiusura d'inizio. Rimessa Villaurea, Cassata, Giannusa contro Cascino, non trova luce per la verticalizzazione, interviene Bartolo Rizzo. Badalamenti, palla in verticale, Cassata, Abisso, poi l'arbitro fischia contro Bassocopo. Secondo fischio contro il Mistral, mentre nel Villaurea si muove la Barbera, dall'altra parte si muove Torcivia. E occhio a questa punizione, sulla palla c'è sempre Badalamenti. C'è il fischio, barriera scomposta per il Mistral, parte Badalamenti, uno schema, Abisso, salvataggio di Dorio che esulta e fa bene. Angolo Villaurea a 10:50 dalla fine del primo tempo. Abisso, palla per Badalamenti, ora Giannusa contro Basso, scambio con Cassata e poi scarico su Badalamenti. Cassata cambia fronte, va da Abisso che la tiene lontano dalla sua zona di comfort e infatti rischia e infatti sbaglia, poi la ritrova Cassata ma viene fermato il gioco. Badalamenti aveva un problema con la scarpa destra. Intanto debutta in partita Torcivia al posto di Rizzo. Mentre debutta anche la Barbera al posto di Cassata. Prova a passare Giannusa, scivolata di Cascino, ultimo tocco di Cascino. Rimessa Villaurea con la Barbera che tocca su Badalamenti. Abisso fermato, prova a passare, ancora Abisso che la tiene, ultimo tocco di Basso, rimessa per il Villaurea che rimane nella metà campo avversaria quando
Stiamo per scavallare la boa di metà primo tempo, 10:04 da giocare ancora. Mentre cerca Badalamenti il servizio per la Barbera, troppo lungo. E di Liberto la gioca per Marco Torcivia. Dorio, Cascino, Dorio verticalizza, interviene la Barbera, in qualche modo la gioca, trova Badalamenti, fermato da Cascino e poi Torcivia, prova a partire, scarico su Dorio, resiste all'intervento di Badalamenti che è bravissimo, e allora Giannusa 1 contro 1, Giannusa, scivolata di Nino Cascino, rimessa. Alta intensità, alta tensione, non potrebbe essere altrimenti, come in tutti i derby cittadini. Badalamenti, Abisso, la controlla in qualche modo, mantiene l'equilibrio ma non il possesso. Cascino, ancora Abisso a lottare, e occhio al 2 contro 2, anche se Abisso perde il tempo di gioco per servire la Barbera, e allora si riparte a difesa schierata per il Villauria. La Barbera, Giannusa, mentre si prepara ad entrare di nuovo Filippo Giangrande, recupera palla Dorio, occhio a Torcivia, Torcivia, l'uscita di Mistretta a respingere, palla gol enorme per il capitano del Mistral, che adesso si occupa anche della battuta della rimessa. Cascino, Dorio, Torcivia, pressato da Giangrande che è tornato sul parquet, è andato di nuovo in panca Bepi Abisso. Cascino fronteggia la Barbera, 1 contro 1, bravo la Barbera a intervenire, per Cascino prova a tenerla, ultimo tocco proprio del 18 in maglia azzurra. Dorio, basso, sbilanciato da Badalamenti, che interviene con mestiere e fa arrivare la palla a Mistretta. Giannusa protegge Dorio, poi passa, viene fermato senza fallo. Torcivia cerca la palla dentro per Basso, attacco ancora vivo, Torcivia, secondo palo! Alessandre Basso Cobo sblocca il derby, qui la caparbietà di Torcivia, la precisione e il tocco di Basso Cobo, 1-0. E allora cambia il parziale al Paloreto e avanti la squadra di Cappello. Riprende il gioco, 8 minuti 6 secondi alla fine del primo tempo. È arrivato l'episodio che forse stapperà questa partita, lo ha trovato Alessandre Bassocovo. Intanto dall'altra parte scocca l'ora di Dio, occhio alla ripartenza, Giangrande, la Barbera di Liberto, non so come ma l'ha presa ed è angolo. Vediamo se è confermato quel che sostengo, ovvero che sta arrivando l'episodio, è arrivato l'episodio a stappare la gara con il gol di Alessandre Bassocovo e subito la risposta del Mistral. Qui va giù Giannusa, di Dio, non la tiene in campo la Barbera. Dorio, verticale, l'uscita di Mistretta al confine della sfera di rigore, è rientrato Sposito nella squadra di casa che, ricordo, è passata in vantaggio un paio di minuti fa, mentre occhio alla palla dentro, Giangrande non controlla sulla verticale tentata da Tommy la Barbera. Torcivia, passa su Giannusa, palla dentro, il tentativo, poi Dorio deve passare anche sul suo compagno che è a terra, cerca ancora di lottare, Dorio, sono tutti a terra, Torcivia!
il sigillo del re Marco Torcivia, ancora con caparbietà, dopo l'assist c'è anche il gol, e il gol del 2-0. Sette minuti 6 secondi, arriva il momento di Marco Torcivia, lo voleva questo gol a tutti i costi, lo ha trovato ma lo ha voluto più che mai anche Roberto Dorio, che ha lottato dopo forse anche un contatto falloso, se lo è preso tutto e adesso porta la sua squadra sul 2-0 con l'assist per Marco Torcivia. E come potete sentire al mio fianco, praticamente a 5 metri, non di più, ci sono i tifosi del Mistral che non smettono di cantare e di suonare il tamburo. Qui intanto occhio alla Barbera che cerca Di Dio, non lo trova. Intanto giallo per Esposito. Dunque, secondo ammonito del primo tempo, dopo il giallo mostrato da Bisso. A 6:39 dall'intervallo di metà gara. Rizzo scambia con Napoli. Muro è tornato praticamente il quintetto iniziale per il Mistral. Muro verticale, arriva Esposito, Muro e zona di sparo, gli viene ribattuto il tiro, poi ancora Muro, Rizzo tira, la Barbera, poi palla che rimane lì, Giangrande la deve controllare, Di Dio sulla pressione, la palla esce, tra l'altro anche Di Dio in un certo senso rientra nella categoria degli ex, ha giocato col Mistral Carini vincendo la C1, ha iniziato la stagione al 3M. Intanto arrivano anche i palloncini e qui Rizzo sfiora il gol, palla in angolo. Muro, Rizzo 1 contro 1 con la Barbera. Muro fermato dalla Barbera, allora attenzione all'autostrada che si apre per Giangrande, l'uscita a valanga di Diliberto che esulta ma si è fatto male. Ne approfittano le due squadre per un time out che però ovviamente non è stato chiamato. Ancora a terra Diliberto. Sì, in effetti è stato chiamato il time out credo dal Villauria a questo punto, visto che il possesso era della squadra in maglia blu.
Non vuole rischiare, penso che faccia anche bene Marco Cappello, manda nella mischia Giglio. Qui un eccesso di severità da parte del direttore di gara, perché ha voluto il passaggio della casacca. Insomma, era abbastanza palese che ci fosse un cambio portiere. Tanto la rimessa per la Barbera che non la tiene in campo. 5 minuti e 37 secondi. Rientra Diliberto. Evidentemente sente di star bene, allora para. Rizzo. Napoli. Ancora Rizzo. Muro. Palla per Rizzo ancora, pressato da Giangrande. Napoli. Rizzo cerca di scavalcare, lo fa ottimamente per Sposito. Uscita di Mistretta. Si rialza il portiere del Villaurea. Tanto la battuta, altro fallo laterale, sempre in zona attacco per il Mistral Palermo. 5-10 dalla fine del primo tempo. Napoli prova a cambiare fronte, riesce ad agganciarla Rizzo che si affida a Diliberto. Lancio del portiere di testa di Dio direttamente in fallo laterale. Muro fronteggia la Barbera, capisce tutto Di Dio e anticipa e prova a correre. Di Dio fermato da Rizzo, che poi deve tenerla e la gioca benissimo per Napoli. Sposito la tiene, va da Muro. Muro fronteggia, viene raddoppiato, palla che prende in controtempo tutti, arriva Diliberto che riesce a passare. Diliberto con la palla per Sposito. 3-0, ma qui la giocata di Diliberto da campione, ha rubato palle, è uscito con la ripartenza e la rete di Sposito. Adesso tutti giustamente ad abbracciare Diliberto. 3-0. E giustamente si becca anche il coro di Diliberto. 2 minuti fa sembrava non riuscire neanche a stare in piedi a parare, adesso si inventa anche la giocata e l'assist per il 3-0 di Sposito. Adesso vediamo se e come reagirà il Villaurea, che qui intanto guadagna un fallo laterale. Badalamenti col tocco per Giannusa che è tornato sul parquet. Qui l'anticipo ancora su Giangrande. Giannusa prova ad andare, è uscito Diliberto, la porta per il momento era vuota. Cassata è costretto a ricominciare e lo fa da Badalamenti, anche ritornato nel rettangolo del paloreto. Qui Giannusa con la sterzata non riesce a tenere la palla in campo. (3:58) all'intervallo. Napoli. Verticale su Cascino che la controlla, poi Badalamenti lo ferma senza troppe difficoltà. Cassato. Giangrande. Fallo di Napoli, terzo fallo commesso dal Mistral.
Riprende il gioco, 3-1 i falli, ma anche 3-0 il risultato in favore del Mistral a 3:39 dall'intervallo. Badalamenti prova ad andare sul fondo, Cascino lo costringe a portarsi la palla oltre, c'è time out chiesto da Cappello sul 3-0, 3:29 alla fine. Tanto ricordo che potete seguire in diretta sul canale YouTube di Sportisili TV il finale della partita tra Emiri e Club Olimpia. A seguire alle ore 18 la sfida tra 3M e Ficarazzi, valida per il campionato di C1. Tanto non ce la fa di Liberto, che evidentemente ha giocato sul dolore, ma quanto è bastato per fare una giocata importantissima, quella che ha portato il gol del 3-0. Dunque torna in partita Gio, probabilmente questa volta per tutta la durata dell'incontro. Si riprende Muro, lancia dove c'è Rizzo che controlla, Rizzo fermato da Giannusa, la palla esce, calcio d'angolo, me lo vuole battere subito Rizzo, palla per Napoli, ancora Bartolo Rizzo, qui col tacco a cercare Napoli, tiro in caduta forse anche dopo un contatto, poi la perde il Villauria, un po' in difficoltà adesso la squadra di Antonio Gallo. Mentre Napoli va a sedersi in panchina, entra Dorio, ma indossa la magliettina del portiere, quindi mi sa che a breve giocherà in power play il Mistral, mentre Giangrande recupera palla. Giangrande, palla fuori. Dorio, Rizzo, palla dall'altra parte per Muro, Muro sterzata, Muro destro, Mistretta col piedone, la mette in fallo laterale. È rimessa Mistral in zona attacco con Dorio, Muro fronteggia contro Badalamenti, palla per Rizzo, Rizzo sterzata, poi Muro, palla di ritorno. Giangrande che recupera e va, Giangrande per Giannusa, Giglio debutta così in partita e angolo per il Villauria che prova a reagire, 2:17 all'intervallo di metà gara. Probabilmente al prossimo possesso il Mistral passerà in power play, ma intanto Muro la tocca in angolo. Giangrande, Badalamenti, Cassata, Giangrande, palla per Badalamenti, iniziano gli ultimi 2 minuti del primo tempo. Badalamenti contro Muro che gli indica la strada, poi calcia sul secondo palo, non arriva Cassata. Occasione Villauria per portarsi sul -2. Intanto Basso e Torcivia di nuovo nel rettangolo.
qui Basso prova ad uscire, palla al piede, Rizzo per Murò, Torcivia, verticale Basso, va a terra. Giangrande rischia di perderla contro Murò, per l'uscita da parte di Mistretta, è arrivato anche Giannusa a recuperare, poi Murò insegue e recupera, Badalamenti fermato da Rizzo, arriva Torcivia che la fa passare, può andare Rizzo che evita l'intervento dell'avversario, offre a Giglio, tocco per Torcivia, c'è tutto aperto dall'altra parte, Rizzo che riceve, Rizzo lungolinea per Murò, intercetta Cassata, palla che rimane lì direttamente in fallo laterale. È rimessa già giocata dal Villaurea, Badalamenti, Giangrande mentre inizia l'ultimo minuto del primo tempo, Giannusa, Giangrande, Cassata, Giangrande può andare, Giangrande sull'uscita ancora di Giglio, la rimessa già battuta, respinto il tiro, mentre chiarimento tra Giangrande e Torcivia. Viene richiamato al cambio Torcivia, 39 secondi alla fine, Rizzo restituisce al Villaurea. Mentre finisce il primo tempo in panchina Cassata, torna a Bisso per quello che presumibilmente è l'ultimo possesso del primo tempo. Badalamenti per Giannusa, c'è anche Giangrande che si apre, la palla è per lui. Badalamenti intercettato da Rizzo, poi il blocco di Giangrande, tocco per Giannusa, Abisso pressato, costretto a tornare indietro, praticamente è finito il primo tempo, ultimi secondi. Badalamenti vuole provare a giocarla, Giannusa sterzata, non trova luce e suona la sirena del primo tempo. 3-0 per un buonissimo Mistral Palermo contro il Villaurea Monreale. A segno Basso, Torcivia e Sposito. Noi andiamo all'intervallo qui dal Palo Reto, naturalmente restate collegati perché poi c'è il secondo tempo. La squadra ha fatto mezz'ora veramente importante nel primo tempo, come devo dire ultimamente ci sta capitando spesso. Non siamo riusciti a trovare gol, ma poi diciamo durante la pausa del primo tempo ho detto alla squadra di mantenere la calma, continuare a giocare e poi lo sappiamo, il calcio è fatto di episodi. Nel primo tempo non siamo andati a nostro favore, nel secondo tempo sì, abbiamo ottenuto una vittoria importante contro un'importantissima squadra che quest'anno ancora non aveva perso, quindi grandissima prova di maturità da parte di tutto il gruppo, veramente sono soddisfatto e sono contento del lavoro che stanno facendo i ragazzi. Il CUS lo conoscevamo, è una squadra molto tecnica che se gli lasci spazio e tempo sa giocare, però diciamo, l'abbiamo preparata in un certo modo, soprattutto nel primo tempo siamo stati bravi proprio a non farli giocare, poi nel secondo tempo abbiamo sfruttato un pochettino la profondità che dopo il vantaggio potevamo sfruttare e abbiamo gli uomini per poterlo fare, quindi siamo stati bravi. La rosa a disposizione mi consente di poter giocare in diversi modi. Nelle ultime partite abbiamo trovato un buon equilibrio in questo modo, però la squadra si può esprimere benissimo al 4-3-3, si può esprimere benissimo con quest'altro modulo. Poi alla fine non sono i numeri che contano nel calcio, ma poi sono i principi, e noi i principi che sviluppiamo, a prescindere dal modo di partenza, non cambiano.
quindi devo dire bravi ragazzi che si sanno sempre adattare alle varie situazioni. Noi dobbiamo solamente pensare al nostro e fare il nostro dovere. Oggi era una partita importantissima, seconda contro terza in casa nostra, l'obiettivo era vincere, ci siamo riusciti e quindi andiamo avanti per la nostra strada. Verificheremo, ha preso una botta ma già veniva dalla settimana scorsa, diciamo, con un piccolo problemino, speriamo non sia nulla di grave perché sarebbe il colmo aggiungere un altro giocatore al roster di giocatori che abbiamo già fuori, ma se il risultato è questo, che chi va in campo fa bene, quindi non ho nulla da temere. Ecco. Siamo partiti benissimo, li abbiamo messi sotto, non c'è stata quasi mai partita, poi fortunatamente l'ho sbloccata dopo un bel po' di tempo, dopo non segnavo da tanto. Fortunatamente l'ho sbloccata e poi avete visto tutti quando dalla partita 4-0 che non ammette repliche. Nei primi 20 minuti abbiamo fatto la partita noi non abbiamo mai rischiato, poi loro sono venuti fuori, però non sono mai stati pericolosi, quindi poi, ripeto, sbloccandola siamo stati bravi poi a fare anche altri gol. Capolista per la notte, sì, speriamo domani che il Valderice ci fa un bel regalo, però ancora il campionato è lungo e si vedrà, i conti si fanno alla fine. Il gol a chi lo dedico? Lo dedico ai compagni di squadra, alla società, ai compagni di squadra, ai ragazzi infortunati pure che stanno soffrendo, che sono qua pure, e appena rientrano saremo ancora più forti, quindi lo dedico un po' a tutti, società, giocatori, chi non gioca e anche a me stesso. Veniamo da una partita bella tosta di Castellammare del Golfo, e dove questi ragazzi fino all'ultimo hanno tentato sempre di far gol, e ci poteva stare che subentrasse un po' di stanchezza, però hanno sempre cercato di passare in vantaggio. Abbiamo trovato una squadra che si è difesa anche abbastanza bene, forse abbiamo spiegato un po' nella prima parte, nei primi 25-30 minuti, tante palle gol. Non so se, perché dalla mia panchina, se c'era qualche fallo da rigore, non lo so, questo lo lasciamo dire a voi o a te che se stavi riprendendo la partita, se c'era stato qualche contatto o meno. Però sono orgoglioso di questi ragazzi perché ancora una volta hanno cercato fino all'ultimo di portare un risultato positivo, e nel finale abbiamo rischiato grosso su una ripartenza loro dove meno male che non hanno trovato la porta e hanno tirato leggermente fuori dalla porta. Un campo abbastanza ostico, con una squadra che è stata costruita pure per qualcosa di più importante, perché tra quelle insieme al Gela, Atletico Palermo, lo stesso Sciacca, una squadra che è stata costruita per stare nei piani alti, per cui andremo in un campo difficile, però abbiamo 4 giorni per riprenderci, riposare, rimetterci a posto e andarci a giocare la nostra partita come abbiamo sempre fatto in ogni campo. La squadra ha fatto mezz'ora veramente importante nel primo tempo, come devo dire ultimamente ci sta capitando spesso. Non siamo riusciti a trovare gol, ma poi diciamo, durante la pausa del primo tempo ho detto alla squadra di mantenere la calma, continuare a giocare, e poi lo sappiamo, il calcio è fatto di episodi. Nel primo tempo non siamo andati al nostro favore, nel secondo tempo sì, abbiamo ottenuto una vittoria importante contro un'importantissima squadra che quest'anno ancora non aveva perso, quindi grandissima prova di maturità da parte di tutto il gruppo, veramente sono soddisfatto e sono contento del lavoro che stanno facendo i ragazzi. Il CUS lo conoscevamo, è una squadra molto tecnica che se gli lasci spazio e tempo sa giocare, però diciamo, l'abbiamo preparata in un certo modo, soprattutto nel primo tempo siamo stati bravi proprio a non farli giocare, poi nel secondo tempo abbiamo sfruttato un pochettino la profondità che dopo il vantaggio potevamo sfruttare, e abbiamo gli uomini per poterlo fare, quindi siamo stati bravi. La rosa a disposizione mi consente di poter giocare in diversi modi. Nelle ultime partite abbiamo trovato un buon equilibrio in questo modo, però la squadra si può esprimere benissimo il 4-3-3, si può esprimere benissimo con quest'altro modulo.
Poi alla fine non sono i numeri che contano nel calcio, ma poi sono i principi, e noi i principi che sviluppiamo, a prescindere dal modo di partenza, non cambiano. Quindi devo dire, bravi ragazzi che si sanno sempre adattare alle varie situazioni. Noi dobbiamo solamente pensare al nostro e fare il nostro dovere. Oggi era una partita importantissima, seconda contro terza, in casa nostra. L'obiettivo era vincere, ci siamo riusciti e quindi andiamo avanti per la nostra strada. Verificheremo, ha preso una botta, ma già veniva dalla settimana scorsa, diciamo, con un piccolo problemino. Speriamo non sia nulla di grave, perché sarebbe il colmo aggiungere un altro giocatore al roster di giocatori che abbiamo già fuori. Ma se il risultato è questo, chi va in campo fa bene, quindi non ho nulla da temere. Ecco. Siamo partiti benissimo, li abbiamo messi sotto, non c'è stata quasi mai partita, poi fortunatamente l'ho sbloccata dopo un bel po' di tempo, non segnavo da tanto. Fortunatamente l'ho sbloccata e poi avete visto tutti quando dalla partita 4-0 che non ammette repliche. Nei primi 20 minuti abbiamo fatto la partita noi non abbiamo mai rischiato, poi loro sono venuti fuori, però non sono mai stati pericolosi, quindi poi, ripeto, sbloccandola siamo stati bravi poi a fare anche altri gol. Capolista per la notte, sì, speriamo domani che il Valderice ci fa un bel regalo, però ancora il campionato è lungo e si vedrà, i conti si fanno alla fine. Il gol a chi lo dedico? Lo dedico ai compagni di squadra, alla società, ai compagni di squadra, ai ragazzi infortunati pure che stanno soffrendo, che sono qua. Sì, allora Rientriamo. una comunicazione importantissima, c'è da spostare la macchina caricata di Divato, di Bologna, 239, eccetera, perché non si vede questa foto. Allora, ripeto, DP 239 LA, da spostare urgentemente, grazie. Stanno rientrando sul parquet le due squadre, ricordo parziale di 3-0 per il Mistral Palermo sul Villauria Monreale. I gol di Basso su assist di Torcivia su assist di Dorio, e poi la palla, la giocata illuminante, praticamente con una gamba fuori uso da parte di Liberto per la rete del 3-0, firmata da Ninni Esposito. Squadre sul parquet con il Mistral che schiera Giglio in board, poi di movimento Dorio, Muro, Rizzo e Cascino. Dall'altra parte Mistretta, il portiere del Villauria Monreale, con Badalamenti, Giangrande, Abisso e Giannusa. Inizia il secondo tempo con Dorio che serve Rizzo, Cascino, palla per Rizzo ancora a Cascino, poi dall'altra parte il palo di Rizzo, pallone che rimane lì e riesce in qualche modo a salvarsi il Villauria. Abisso fermato da Dorio, poi Cascino prova a resistere, gioco da terra. Calcio di punizione per il Villauria, naturalmente non conteggiato come fallo. Abisso pressato da Dorio, poi Badalamenti, tocco per, anzi scambio con Giannusa. Badalamenti, poi giro palla ancora del Villauria. Giangrande prova ad arrivare, lo ferma Cascino, la rimessa è comunque per il quintetto ospite.
Giannusa, palla per Badalamenti, poi Abisso prova a passare contro Dorio, scarico Giannusa, Badalamenti, Giannusa, palla per Abisso che la controlla sempre contro Dorio, cerca di farla passare per Giannusa, chiude Salvo Muro, fallo laterale per il Villauria Monreale. Giannusa che serve indietro Badalamenti, Giangrande, Giannusa, controllo non perfetto, poi però Giangrande ha spazio, scambio con Abisso, Giangrande, arriva Badalamenti che segna il gol delle 3-1, cerca di suonare la carica con i suoi Badalamenti, accorcia le distanze, il Villauria Monreale. E dunque cambia ancora il parziale al Paloreto, 1,55 giocati, la rete di Badalamenti. Cascino scambia con Rizzo, poi non si completa ancora il triangolo, prova a ripartire allora il Villauria con Giannusa che accelera, Cascino con recupero palla in scivolate, fallo laterale. Badalamenti, palla per Abisso, Giangrande si affida a Giannusa, pressa alto Dorio, poi Giangrande, Badalamenti, verticale sbagliata e palla che esce in fallo laterale. Allora palla per Muro che serve Dorio, Rizzo, Dorio ancora per Rizzo che non riesce a controllarla. Allora pallone adesso per il Villauria con Badalamenti, Giannusa pressato e fermato da Rizzo che prova a ripartire, lo rimonta Badalamenti, ancora Rizzo prova a tenerla, Badalamenti, grande intervento difensivo, prova a rilanciare per Abisso, fallo di Dorio, è giallo. Primo fallo del secondo tempo lo spende il Mistral in un ottimo inizio di ripresa per il Villauria. Giannusa prova a puntare Rizzo, ma sul fondo mette dentro, in qualche modo stava per arrivare Abisso, ma occhio alla ripartenza, Cascino, Badalamenti gliela porta via, è un 3 contro 2 per il Villauria, Abisso dentro, Giglio, adesso squadre lunghissime, Dorio porta calma, Cascino prova a piazzare, interviene Badalamenti. Muro, finta di calciare, va da Dorio. Rizzo, la virata su Giannusa, purtroppo per lui il campo è finito. E allora palla al Villauria. Giangrande, Badalamenti, Giannusa per Abisso che non riceve, palla per Giangrande, Abisso, Giangrande, suolata per Badalamenti che evita l'intervento di Rizzo, occhio a Giangrande che ha spazio, Abisso
E qui se lo divora Beppi Abisso, il possibile 3-2. Errore non da Abisso questo. È graziato il Mistral. Palla di Rizzo per Napoli con la deviazione. Muro, blocco di Napoli. Muro poi cerca, Cascino lo trova, palla dentro Muro, spaccata di Mistretta, poi Rizzo sulla traversa, Cascino di testa, deviazione, Mistretta si salva il laurea. E poi fallo di Napoli su Abisso. Secondo fallo speso dal Mistral in 5 minuti. Abisso, scarico su Giangrande che guarda la porta, la cerca, trova lo stinco di Salvo Muro, tiene la palla in campo, la vuole giocare subito. Giannusa, scontro e poi Cascino. Qui intanto il direttore di gara chiede di invertire al suo cronometrista la segnalazione dei falli. Il cronometrista che aveva disposto questo dato in base alla sistemazione delle panchine. Non dello stesso avviso il secondo arbitro, Esposito, mentre è entrato Bassocopo, la palla è per lui, arriva Mistretta. Badalamenti. Su il gol che sta cercando di ravvivare questa partita. Mistretta, forse sposta, anzi Giannusa, forse sposta un avversario. Napoli con la ripartenza, palla per Basso che la tiene in campo, poi Giangrande con l'entrata in giallo. Entrata su Basso, vediamo, sì, si rialza. Praticamente sulla linea laterale, qui Giangrande non è riuscito ad arrestare la sua corsa, anche perché Basso la palla l'aveva praticamente persa. Battuta per Rizzo, il tocco di Badalamenti che per poco non buca Mistretta e angolo per il Mistral. Basso con l'angolo per Napoli, scambiano i due, poi Rizzo ancora, tiro fuori. Abisso contro Napoli, tocco indietro a Giangrande, ora Badalamenti. Badalamenti sulla pressione da parte di Esposito, poi Giangrande per Giannusa. Badalamenti, la pressione di Esposito, si riparte dal fondo. È rientrato Marco Torcivia. Qui palla per Abisso.
Badalamenti, ancora la pressione di Esposito che per poco non gliela porta via stavolta. Ancora Badalamenti, non sa chi passarla, deve tenere lontano il suo avversario. Badalamenti ancora col pallone, Esposito in qualche modo la tocca, arriva basso. E fallo laterale per il Villaurea. Giangrande con la palla per Giannusa. Poi Badalamenti per Giangrande, affrontato da basso, serie di finta del 10. Napoli, palla per Torcivia, basso, Esposito, deviato il suo tocco, rimessa per il Mistral che non perde il possesso, 12:32 alla fine. Basso, verticale, Esposito, va giù, poi in qualche modo prova a passare ma ha trattenuto il pallone. E allora sarà punizione indiretta ovviamente per il Villaurea che ritrova Cassata sul rettangolo. Torcivia intercetta il passaggio di Badalamenti. Ancora Badalamenti, si rifugia da Mistretta, lancia Mistretta di testa, Napoli mette in difficoltà Esposito che non la tiene, evita quantomeno il calcio d'angolo. Sarà rimessa per il Villaurea, Cassata non controlla, poi arriva Giangrande, respinto da basso. Sarà rimessa. Badalamenti perde l'abbrivio della corsa, poi scarica su Abisso, ancora Badalamenti, dentro interviene Napoli, Torcivia, prova a ripartire, Badalamenti lo insegue, Badalamenti lo ferma, poi prova ad arrivare Napoli, la tocca Torcivia. E qui cenni distensivi. C'è tanto agonismo, alla fine ci sono anche diversi amici lì in mezzo. Torcivia mette a sedere Mistretta, poi dimentica la palla, la ritrova, la riprende, Torcivia ancora a lottare in mezzo a tutto il Villaurea, va giù, non c'è fallo. Giangrande, Abisso, prova a passare, palla dentro, sbagliata. Torcivia, morbido per basso, che non la controlla, è rientrato la Barbera, Abisso fronteggia contro Napoli che la mette fuori. La Barbera, Abisso, gli corre incontro il suo giovane compagno che mette dentro, Napoli evita, no, non evita l'angolo. La Barbera, Giangrande, intercettato il passaggio, Esposito, Napoli cerca Torcivia, lo trova, grande controllo di Torcivia, fallo di La Barbera, giallo.
Va a sedersi in panchina Torcivia dopo aver subito il secondo fallo in questo secondo tempo del Mistral. Muro per Cascino, c'è il blocco di Napoli, palla ancora per Salvo Muro che guarda la porta e la cerca, spinge Giangrande. Basso, Napoli, prova a puntare Napoli, poi cerca la traccia verticale, arriva a Basso, Cascino prova a passare Cascino, è spaccata Mistretta, angolo. Scucchiaia Cascino, interviene Giangrande, poi Muro, Basso, Muro la tocca per Napoli, Muro prova a farla passare Cascino! Eccolo qua, il gol di Nino Cascino, il 4-1 per il Mistral Palermo. 4-1 dunque a metà esatta del secondo tempo, 10 minuti e 3 secondi alla sirena finale, riallunga il Mistral che ha evidentemente superato la fase critica ed è andato al gol anche Nino Cascino. 4 marcatori diversi per il Mistral Palermo, con Basso, Torcivia, Esposito e appunto Cascino. Prova a reagire il Villauria, va a terra, Abisso che si guadagna un buon calcio di punizione. La piscina comunale è chiusa! Terzo fischio. La punizione per il Villauria. Qui le proteste ai giocatori del Mistral perché forse Cassata aveva toccato la palla. Qui intanto La Barbera al tiro e il gol di Thomas La Barbera, di nuovo a -2 il Villauria col gol del suo talentino. E dunque cambia di nuovo il parziale, è durato una quarantina di secondi il nuovo +3. Riprende il gioco, 9 e 23 secondi alla fine. Muro accelera, Muro prova a passare, lo ferma La Barbera col fallo.
C'è la punizione per il Mistral. Dorio la rincorsa con la palla dentro, Cascino intercettato. Prova a ripartire il Villauria con Giannusa, ma sono già tornati tutti i giocatori in maglia nero-oro. Cascino contro Di Dio, arriva come un treno basso, Cascino va da solo, agganciato, fallo di Cassata, è giallo. Tanto la punizione, se ne va Dorio, spara Muro, colpisce in pieno Orlando che era appostato sul palo. Rimessa per la squadra di Marco Cappello a 8,57. Dorio, tiro deviato, angolo. C'è l'angolo, ma c'è il cambio. E torna Rizzo, mentre Di Dio gestisce con Cassata. Orlando sbaglia e allora Cascino. 5-1, il recupero, la volata, la doppietta, il gol ancora di Antonino Cascino. E sono 5 per il Mistral. E sono 2 per Nino Cascino a 8,40 dalla fine. Tanto battuta lunga Giglio. Muro, la sterzata, Muro, destro, Mistretta, palla che rimane lì ancora, Mistretta, poi Cascino, si lotta, la tiene, Cascino costretto a defilarsi, Muro, fermato, ancora Muro, gioco di prestigio, conclusione respinta, poi ancora Muro, e poi Storietese, Muro Giannusa. Ma qui che bravo Gigi Mistretta, 2 volte. Muro. Dorio in qualche modo agevola il controllo di Rizzo. Muro. Prova a passare su Orlando e ce la fa, si aggrappa Orlando ed è tiro libero.
Sulla palla c'è Roberto Dorio. E il tiro libero, mentre il direttore di gara invita tutti a star seduti, almeno quelli che sono in panchina, mentre intanto arriva il giallo per Diliberto, anzi rosso. L'arbitro è espulso Diliberto. Diliberto è su tutte le furie. Partita beffarda per lui. Arriva adesso il fischio, tiro libero per il Mistral, la rincorsa di Dorio con il destro, Mistretta la mette fuori. Angolo per il Mistral che ha sfiorato la sesta marcatura. Dorio, Muro, Dorio per Rizzo, Muro dopo la deviazione. Dorio per Muro, Rizzo non la tiene. Di Dio, non arriva Bisso. Rizzo riceve da Dorio. Muro, scucchiaia su Cascino che anticipa Di Dio, palla indietro, ancora Muro, esce bene dalla pressing il Mistral, poi Dorio per Rizzo, controllo, Rizzo, Dorio, la scodella, interviene Cassata, poi Di Dio, Mistretta evita l'angolo ma la porta rimane vuota, alla fine Giangrande recupera e serve a Bisso, controllo non perfetto, scivolata di Dorio. Giangrande, Cassata prova a girarsi, esce Giglio. Giglio che a tutti gli effetti un ex, avendo giocato nel Villaurea nella prima stagione in Serie B. La rimessa per Abisso che colpisce il palo, l'ha toccata Giglio. Angolo battuto, Abisso, Scucchiaia, scheggia la traversa. E Giglio che può andare dal fondo, 6,5 alla fine. Dorio, interviene Giangrande, lo ferma Muro. Abisso, fallo di Dorio. La piscina che la piscina nuova. Tanto tornano Basso e Napoli nel Mistral, 6,10 alla fine. È tornato anche Giannusa nel Villaurea.
punizione battuta, Cascino prova ad andare, Cascino fermato, va a terra Giannusa, angolo, Napoli anticipato da Abisso. Intanto Cascino per poco non trova il gol. Giannusa resiste, mette dentro Giglio in qualche modo, poi Rizzo non vuole affrettare la giocata, Basso, e poi la palla va fuori. Basso per la rimessa. Qui Esposito resiste e passa a Napoli. Rizzo. Esposito. Giro palla adesso da parte del Mistral, a terra Basso. Tanto a terra Basso. Cassata, Abisso fermato, Giannusa, tiro fuori. Allora può andare Giglio. Rizzo. Verticalizza, la controlla bene Esposito. Ancora Esposito, bravissimo. La tiene, poi la rovescia, palla che va fuori. Giro palla Villaurea con Abisso. Qui riesce a passare Giannusa, fermato dal fallo, giallo per Napoli. A 3:48 entrambe le squadre in bonus, quinto fallo speso anche dal Mistral, quindi da adesso in avanti si va di tiro libero in caso di fallo dall'una e dall'altra parte. Arbitro che segnala adesso il quinto fallo commesso dal Mistral. Fischia l'arbitro, Giannusa va dentro e il gol di Cassata per il 5-3 in gol. Salvo Cassata, non molla il Villaurea. E c'è time out chiesto da Marco Cappello a 3:46.
termine il minuto di sospensione chiesto da Marco Capello proprio prima della ripresa del gioco sul 5-3. La potete vedere in sovraimpressione. E gioca in power play il Mistral. L'obiettivo è chiaramente quello di tenere il Villauria lontano dalla propria area, ma anche quello di gestire il pallone con Murò, Basso, Torcivia, Cascino e Bartolo Rizzo come quinto. Torcivia prova ad allungare la falcata, serve Cascino dentro, deviazione Cascino, mistretta in angolo. E subito il power play con cui il Mistral cerca di tenere gli avversari lontano. Tanto l'arbitro ferma il gioco, un altro palloncino. Murò scambia con Basso ripetutamente. Qui rischiosa la giocata di Murò per Torcivia, ancora Basso, Torcivia, scambia ancora Basso e Torcivia, c'è Murò che può ricevere dall'altra parte. Basso, è così che fa passare il tempo anche il Mistral. Rizzo la riesce a tenere in campo, cerca Murò, non vuole forzare, fa bene la squadra di casa. Basso, Murò, Torcivia. Murò, Cascino viene incontro a dare una mano. Cascino può adesso fronteggiare e correre. Cascino, sterzata, Cascino, il tocco per Torcivia, palla che rimane lì, non è entrata dopo il palo. E poi occhio, il fallo di Rizzo su Mistretta secondo l'arbitro è anche da giallo oltre che da tiro libero. E attenzione adesso. Mentre è entrato Giacomo Orlando e sulla palla c'è Carmelo Giannusa. Ancora tantissima confusione con i falli. Ancora invitati i giocatori a non varcare il punto segnalato anche sul parquet. Sulla palla c'è Carmelo Giannusa contro Giglio, fischia il primo arbitro, la rincorsa di Giannusa, attraversa, palla che rimane lì cassata, Orlando, non c'è nessuno e rimane 5-3. Due minuti alla fine, Cascino, l'intervento di Carmelo Giannusa, decisivo. E si riparte dal fondo, 2 minuti alla fine. Non vuole il power play Antonio Gallo. Vuole continuare così, vuole finire così. Orlando si gira, anzi no, non ci riesce, poi Basso la mette fuori. Orlando va giù contro Basso, l'arbitro lascia giocare e Giglio la lancia lunga, non arriva Giannusa, arriva Cascino che però sta anche un po' zoppicando, almeno a sensazione. Giannusa, la scivolata di Muro, ancora Giannusa, Basso con la scivolata!
Tanto si è fatto male Cascino, l'avevo visto che non era al top, problema al piede, forse nel recupero. Intanto giallo per Cappello per proteste. C'è un po' di suscettibilità da parte del tandem arbitrale. Ancora a terra Nino Cascino. Se ne va. Si può riprendere col fallo laterale in favore del Villauria Monreale. 1:26 alla fine, entra Ninni Esposito. Si riprende con Giannusa, Giangrande, la palla non passa, arriva Muro che scucchiaia male. Giangrande, cassata per Giacomo Orlando, torci via a metterla fuori. Giannusa prova a passare, Muro gliela porta via e accelera e corre Muro davanti a Mistretta che lo ipnotizza. La rimessa battuta, Mistretta la blocca. Ultimo minuto in corso già da qualche secondo, mancano 50 secondi alla fine. Cassata per Giangrande, fermato da Esposito. E poi Giannusa, scusate. Giannusa, cassata, in qualche modo la tiene, poi incespica, ancora Giannusa, fermato, torci via con Muro che corre davanti, la palla arpionata da Giangrande, Giangrande in mezzo al secondo palo, Giannusa si mancia il -1. Questa era una palla gol enorme perché a 27 secondi alla fine l'eventuale gol di Giannusa poteva regalare un finale diverso. Non sto capendo, sono sincero. Scusatemi, ma non sto capendo. Credo che l'arbitro abbia fischiato perché nei festeggiamenti Giglio ha toccato la palla dopo averla rimessa in gioco, ma cambia niente, ha vinto il Mistral ed è finita 5-3 contro il Villauria Monreale. Fa ancora il pieno in casa la squadra di Marco Cappello, 3 partite, 3 vittorie, 9 punti in classifica per la squadra nero e oro. E allora chiudiamo il nostro collegamento dal Palaureto di Palermo con il risultato finale di Mistral Palermo 5, Villauria Monreale 3. E da Francesco
Francesco Cammuca un saluto e un ringraziamento a chi ci ha seguito e appuntamento alla prossima!